piacere ritrovarci sempre sulla nostra rete, sul canale 10, con questo nuovo format, Imprese in Rete. Questo format, calcolate che nasce per aprire una finestra sull'attività e sulle dinamiche delle organizzazioni imprenditoriali e commerciali a vario titolo, operanti un po' all'interno del territorio locale e non solo. Diciamo che la stessa nomenclatura della trasmissione, quindi lo stesso nome che abbiamo voluto dare, il concetto di rete, è inteso sia come collegamento tra le varie attività presenti sul territorio e sia come sinonimo di web, tv, mezzo di comunicazione di massa, per voler significare l'importanza e la consistente opportunità di crescita ed espansione che tali strumenti rappresentano ad oggi per qualsivoglia impresa. E a questo punto io devo dare subito la parola al buon Angelo Maiolini, che è in studio con noi, per capire ma quanto è cambiato il mondo dell'impresa. Angelo. Il mondo dell'impresa è cambiato tantissimo. Oggi ci ritroviamo ad avere finalmente la possibilità, cioè l'imprenditore di oggi ha la possibilità di utilizzare gli stessi strumenti delle aziende più grandi al mondo. Tu immagina le più grandi multinazionali, giusto per dirne una, Coca-Cola. Noi abbiamo la possibilità di utilizzare gli stessi strumenti che utilizza Coca-Cola, quale YouTube, quale Facebook, quale Instagram, ok? Quale Google. Quindi diciamo che il digitale, visto da questo punto di vista, ci offre la possibilità proprio di essere a pari livello con queste grandissime società, quindi c'è solo bisogno di scoprirle, di addentrarci meglio dentro questi strumenti e cercare di far capire all'imprenditore o al futuro imprenditore quanto importante siano questi strumenti digitali. Bene. Un elemento importante della nostra trasmissione quale vuole essere? Quello di avere il confronto con degli imprenditori qui direttamente in studio, sì. Quindi dalla prossima settimana cominciate a telefonare tranquillamente alla nostra redazione, basta telefonare al numero che vedete in sovraimpressione per partecipare al nostro studio, per entrare in collegamento con la nostra redazione e venire a raccontarci proprio la storia di come ogni imprenditore vive la propria azienda, ma soprattutto noi ci aspettiamo dei racconti importanti di quanto è stato anche difficile operare in determinati territori, perché se Giovanni Pietro Aimo, che è collegato da Brescia, mi dà conferma su questo, diciamo che fare l'imprenditore da una regione all'altra può cambiare qualcosa, Giovanni Aimo? Direi sicuramente di sì, perché sappiamo che l'Italia è poco uniforme da questo punto di vista. Chiaramente lo spirito imprenditoriale è relativo all'essere umano, quindi in primo luogo metterei l'essere umano come risorsa per fare impresa. È chiaro che poi le varie dislocazioni geografiche mettono a disposizione ambientazioni diverse, strumentazioni diverse, possibilità di investimento diversi. Bene. Infatti un po' mi vorrei collegare a quello che è il suo motto, che l'uomo solo al comando si fa superare. Cosa intende lei con questa frase? Anzi, Aimo, se mi dà la possibilità di darle del tu nella trasmissione, visto che dovremo parlare tanto insieme con i nostri imprenditori, io preferirei un linguaggio un po' più confidenziale, se me lo consente. Va bene, indicato. Bene, ecco Giovanni, tu dici l'uomo solo al comando si fa superare. Cosa intendi con questa frase? Diciamo che il tema all'ordine del giorno, non solo di questi ultimi anni, è proprio quello del modello di gestione dell'azienda. Noi abbiamo in Italia circa 4.200.000 PMI e di questi 4.200.000 PMI più del 50% ha l'imprenditore over 70, che chiaramente è il fondatore dell'azienda e quindi viene da un modello di sviluppo e organizzativo dell'azienda degli anni 80 che io definisco uomo solo al comando, perché nell'organigramma di quelle aziende c'era il fondatore e sotto un organigramma piatto con tutti i collaboratori che rispondevano direttamente a lui. Quindi il flusso delle informazioni era direttamente fra l'imprenditore fondatore e i suoi collaboratori in linea piatta.
Oggi questo modello non può più funzionare perché la globalizzazione, o meglio la global tech, come la definisco io, la globalizzazione tecnologica, impone una sinergia fra competenze diverse e di conseguenza una struttura diversa dell'organigramma, una strutturazione diversa dell'organigramma. Non ci può più essere un organigramma piatto, un uomo solo al comando, ma deve essere un organigramma più strutturato con diverse competenze, che a questo punto richiedono una organizzazione della comunicazione interna aziendale. Bene, Giovanni, gli imprenditori che inviteremo, ecco, chi ci sta seguendo in questo momento, rivolgo ancora l'invito a chiamare la nostra redazione per partecipare. Daremo spazio a tutti gli imprenditori che ci vorranno raccontare la loro storia, come hanno fatto per arrivare al successo, oppure se ci sono degli aneddoti, delle storie che vogliono raccontare dove quel successo magari non è arrivato, ma Maiolini, consentimi l'affermazione, può darsi che hanno avuto da quell'insuccesso la possibilità di riscattarsi per un'altra operazione. Certo. Tu oggi so che mi hai portato degli esempi che mi vuoi anche come dire, invogliare gli amici che ci seguono da casa attraverso la lavagna interattiva per portare degli esempi pratici su come è cambiato il mondo della rete e dei social. Sì, allora, prego. Principalmente noi abbiamo quello che era una volta, no? La struttura di impresa, quindi questa, ok? Sì. Questa chiamiamola impresa. Che cosa faceva l'impresa? Andava a creare il prodotto, ok? O andava a vendere quello che sta dicendo Giovanni Aimo. Tenetemi collegato sempre a Aimo, perché adesso c'è un po' di interazione è giustissimo. Oggi non solo siamo nella global tech, come la chiama il dottor Aimo, ma noi viviamo anche nella cosiddetta gig economy. Noi stiamo in un periodo storico dove gig economy, a chi segue da casa, perché abbiamo un pubblico, una cosiddetta gig economy. Cos'è? Nel senso dove oggi le competenze tradizionali sono piatte. Cosa vuol dire? Che il mercato si è spostato, il mercato richiede delle competenze diverse e le competenze tradizionali, che spesso vengono da percorso tradizionale, sono cosiddette piatte. Quindi grazie alla globalizzazione e a tutti questi strumenti di comunicazione che sono, diciamo, istantanei, oggi ci permettono anche di avvalerci di collaboratori dall'altra parte del mondo che sono molto più competenti e anche a un prezzo ancora più competitivo. Vediamo qualche esempio. Sono delle piattaforme online, spesso e volentieri. Allora, quando si parla di digitale, una cosa che è ultra richiesta nel campo del digitale sono i media che sono foto, video, oppure quelle che sono le grafiche, ok? Grafiche pubblicitarie, perché noi quando andiamo a pensare social network dobbiamo pensare che dobbiamo comunicare tramite questi strumenti che sono chiamati media. Perfetto. Quali sono foto, video oppure grafiche. Quando noi andiamo a parlare di grafiche ci vogliono delle persone... Pure regia, lasciamolo interessante. Ci vogliono delle persone competenti in grafica che utilizzano strumenti di grafica. Spesso e volentieri noi abbiamo, specie sul territorio italiano, comunque un gap. Cosa vuol dire? Che mancano queste figure, queste persone che sappiano utilizzare strumenti al fine di creare quelle che sono delle grafiche accattivanti. Essendo che sono poche queste persone e c'è molta domanda rispetto a quella che è l'offerta, il prezzo aumenta. Ma oggi un imprenditore può anche avvalersi di quelle che sono piattaforme per prendere collaboratori che magari sono non in Italia, ma in India, ok? Dove vanno a realizzare a parità di, non di prezzo, ma a parità di competenza, in questo caso, a parità di competenza, quello che è lo stesso lavoro a un prezzo minore. Giovanni Aimo, grafiche, strumenti, collaboratori, competenza e prezzo. Tutto questo può essere integrato in un nuovo modello di organizzazione aziendale? E come deve essere integrato? Ma direi che seguendo il discorso di Maiolini, sicuramente le competenze nella comunicazione finalizzata alla comunicazione social, quindi immediata su tutti gli strumenti che abbiamo oggi via internet,
richiede due tipi di competenza nella comunicazione, quella chiaramente visiva, delle grafiche, dei video, e quella chiaramente testuale. E sicuramente il reperimento di competenze, come diceva Maiolini, è piuttosto difficoltoso. Sicuramente qui al nord, per esempio, io adesso sto seguendo da vicino, faccio un esempio pratico, un'azienda che è un'agenzia verticalizzata su Amazon e quindi che collabora strettamente con la piattaforma Amazon e quindi crea i canali, chiamiamoli canali di vendita sulla piattaforma Amazon per le aziende produttrici che appunto vogliono vendere. Ecco, anche noi qui al nord, quindi nel cuore della Lombardia, abbiamo difficoltà a reperire sicuramente competenze nella comunicazione sia visual che testuale per l'allestimento dei mini site che servono per entrare in piattaforma, per aprire il canale in piattaforma, ok? In questo caso nella piattaforma Amazon. Fortunatamente il collegamento fra la scuola, quindi scuole anche professionali, e molto spesso legate a fondazioni, e qui ce ne sono diverse, ci aiutano a reperire ragazzi giovani, parlo di giovani ventenni che frequentando i corsi di formazione appunto sulle competenze specifiche, poi hanno accesso a aziende come quelle che sto seguendo io e di conseguenza la collaborazione fra queste scuole e le aziende ci permette di reperire quelle risorse che altrimenti sul mercato non ci sono, proprio per il fatto che sono competenze assolutamente innovative e difficili da reperire sul mercato perché manca uno storico. Questo è un po' il punto. Però ecco, la collaborazione fra le scuole professionali soprattutto e che fanno anche corsi di aggiornamento, quindi la formazione diciamo è strategica, l'impianto di formazione che abbiamo sui vari territori è strategico per fornire queste competenze alle aziende e noi qui lo stiamo facendo diventare veramente un canale importante per il riferimento di queste competenze. È interessante. Ma quanto l'imprenditore è pronto a uno stravolgimento, ecco, un po' di quello che dicevi tu inizialmente, Giovanni, l'uomo solo al comando si fa superare, quel passaggio abbiamo detto che ormai è stato un po' eliminato, no? Non è più così, si sta cambiando tutto un po' l'azienda nella riorganizzazione dei ruoli, delle competenze, cioè capire oggi quanto una figura è importante in un ruolo piuttosto che un altro attraverso magari l'analisi biostrutturale o quella che possono essere, ecco, ma quanto l'imprenditore è pronto a questo cambiamento? Guarda, per le aziende storiche è difficile perché l'imprenditore, il famoso imprenditore solo al comando di cui parlavamo prima, sì, che è il fondatore anni 80, okay, deve affrontare un tema che è il passaggio generazionale. Ok, e cosa succederà se lui non fa quel passaggio, se non lo accetta magari bene quel passaggio? Muore? Muore. È un dato di fatto? Sì, infatti noi ci troviamo di fronte a una tempesta perfetta, che non viene analizzata oggi molto spesso in TV perché i temi sono altri, ma la tempesta perfetta che ha tutte quelle variabili di cui tutti sentiamo parlare nei vari talk show sicuramente, ma non considera queste due variabili che vi sto per dire. Uno è il passaggio appunto generazionale e il secondo è l'aggiornamento tecnologico delle aziende, e credetemi che qui nel cuore della Lombardia abbiamo ancora tante aziende che devono affrontare, anche se una parte chiaramente lo stanno già affrontando, ma tante aziende che lo devono ancora affrontare, quindi mi immagino nel resto d'Italia che normalmente segue un po' quello che è il trend della Lombardia a distanza di un po' di tempo. Quindi veramente il tema dell'innovazione tecnologica all'interno delle aziende sia industriali che dei servizi, si collega al tema del passaggio generazionale, che chiaramente è importante perché
È chiaro che i giovani di 25 anni, oggi 30 anni, o meglio ancora i nativi tecnologici, quelli sotto i 20 anni, rispetto alla tecnologia hanno un approccio che è completamente diverso rispetto a quello che possono avere i genitori o i nonni. Maiolini vuole aggiungere qualcosa, scusami Giovanni, vuole aggiungere qualcosa Maiolini? Allora, io condivido in pieno quello che dice il dottore, condivido veramente in pieno, e aggiungo che ancora oggi l'imprenditore vecchio stampo, anche l'imprenditore che non è poi proprio degli anni 80 ma del 2000, del 2010, ancora ha un basso valore percepito di quella che è il digitale, di quelli che sono gli strumenti digitali. Perché dico il basso valore percepito? Nel momento in cui una persona, ok, chiamiamolo imprenditore, va ad aprire quella che è un'attività tradizionale, quindi un negozietto fisico, sceglie il negozietto, lo deve allestire, deve fare tutte le opportune cose, ci deve fare i lavori, lo deve lanciare, deve fare la pubblicità, il volantinaggio, ci deve mettere diciamo i dipendenti, eccetera, eccetera, va a spendere 30, 40, 50 mila euro. Se invece un imprenditore deve andare ad investire 30, 40, 50 mila euro nel digitale, ancora oggi non lo fa, ha un po' di difficoltà. Io noto questo quando parlo con i vari imprenditori anche delle diverse fasce, proprio perché non hanno questa percezione digitale, perché ancora non è esplosa. È stimato che siamo ancora al 6% di questa rivoluzione industriale, digitale, tecnologica o come la vogliamo chiamare. Quindi siamo proprio all'inizio di tutto questo, come è stimato che nel 2040 il 90% degli acquisti verrà fatto online, quindi capiamo bene quanto veloce è questa situazione innanzitutto e quanto è importante mostrare alle persone e dimostrare anche tramite casi di successo, casi studio, che tutto questo ancora oggi è possibile, perché poi un domani sarà ancora più difficile. Quindi condivido in pieno quello che dice il dottore, proprio per il fattore che sì, i nativi digitali sono nati con questo tipo di strumenti, ma è molto importante innanzitutto suddividere e dividere quello che è un commerciante da un imprenditore e far capire effettivamente all'imprenditore quanto è importante andarsi a strutturare per il digitale, perché non è tanto il fattore di andare ad investire nel digitale quanto il potenziale del beneficio che il digitale ti possa portare indietro. Bene. Giovanni, una curiosità, da regione a regione tutto può cambiare? Ma, sicuramente delle differenze ci sono evidenti e non servo sicuramente io a evidenziarle. Ripeto, però io confido molto. C'è un'apertura maggiore secondo te tra la tua regione, la tua città? Se noi osserviamo i dati dicono che tantissimi giovani se ne vanno, mi sembra adesso, non vorrei ricordare male, ma 100.000 solo l'anno scorso, non nel 2020 ma nel 2019, se ne sono andati dall'Italia per andare in Inghilterra piuttosto che in altre nazioni, e credo che la maggior parte di questi chiaramente vengano dal sud, e quindi già questo dato basterebbe a sottolineare le differenze di cui chiedevi tu prima. Forse siamo di fronte a un esempio proprio, guarda, forse ti ho dato un assist straordinario, perché Maiolini giovane calabrese, partito per Londra. Sono andato ad aprire impresa a Londra. È andato ad aprire a Londra e nello stesso tempo stiamo cercando di riportarlo da questa parte per dare, come dire, anche raccontare un po' l'esperienza che poi è stata. Ma diciamo che comunque questo viene per una serie di condizioni che non dipendono da noi, ma dipendono proprio dalla base, ok? Non ci sono determinati tipi di agevolazione. Poi qua andiamo a toccare quello che è l'argomento politico, che non è il tema diciamo di questa trasmissione, però io per una questione di agevolazione, per una questione di velocità, ok? Perché il digitale va veloce, io non posso aspettare una serie di condizioni per fare determinati tipi di lavoro. Io ho preferito andare un attimino fuori all'estero, anche per una questione di agevolazioni fiscali. Perché no, è vero, è la verità, è soprattutto una questione di agevolazioni fiscali, di facilità e di burocrazia, io ho preferito andare all'estero. Poi ovviamente sì, io cerco di fare anche il mio territorio, perché il territorio del sud della Calabria, sì, io sono nato e cresciuto qua, ma quello che intravedo, a parte un territorio vergine, è un territorio che davvero ha un potenziale enorme, perché il digitale
se fatto bene, ti permette di tagliare quella che è la filiera dell'intermediazione. Grazie al digitale puoi creare un rapporto con il tuo cliente finale, essendo che noi qui al Sud siamo produttori, ok, di prodotti eccellenti, di enogastronomia principalmente. Grazie al digitale finalmente l'imprenditore può utilizzare determinati strumenti per arrivare direttamente al consumatore finale. Quindi questo è quello che io intravedo, questo è quello che è la mia visione per il mio territorio locale. Le domande che vi, prima della pubblicità, perché poi devo andare un attimo in pubblicità, le domande che vi rivolgono sempre di più gli imprenditori, per Giovanni Pietro Aimo e poi per Angelo Maiolini. Come rilanciare la mia azienda, come riorganizzare la mia azienda per il rilancio. Da Maiolini, la domanda che ti rivolgono sempre... Quanto guadagnerò una volta aver speso questi soldi? Cioè, questa è la domanda che mi... Quanto guadagnerò una volta aver speso? Se la fanno la stessa domanda quando aprono i negozi offline? E questo è quello che dico, innanzitutto non è speso ma è investimento, non è una spesa, punto uno. Punto due, non lo posso stimare io, quindi è proprio l'approccio che è sbagliato e parte tutto quanto proprio dall'approccio dell'imprenditore. Quindi a tutto questo possiamo dire, Giovanni, che bisogna legare formazione, marketing, social, informazione, insomma tutte queste categorie, queste grandi materie per poter arrivare al successo, perché come un'altra frase che vorrei rubarti un attimo, il successo è proporzionale alla capacità quantitativa e qualitativa di comunicare, vero? Assolutamente d'accordo, è proprio così. Io aggiungerei mentalità. Mi fa piacere perché pur conoscendo da pochissimo Maiolini, vedo che siamo assolutamente allineati e quindi questo mi fa piacere. Bene, allora io rivolgo ancora l'invito ai nostri ospiti per condividere questo salotto di confronti, una chiacchiera insieme per raccontarvi, ma soprattutto per raccontarci. Questo è Imprese in Rete. Rimanete con noi, vi lascio un attimo con qualche minuto di pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. A tra poco. Bene, eccoci rientrati dalla pubblicità, siamo ancora insieme ad Angelo Maiolini, Giovanni Aimo che è collegato da Brescia, giusto? Mi senti Giovanni? Perfettamente. Bene, bene. Allora in questo primo blocco abbiamo voluto fare un po' quella che era una presentazione più o meno dei nostri ospiti, opinionisti, che io a questo punto andrei a battezzare così, saranno sempre con me in questo programma per rispondere alle esigenze dei nostri imprenditori e soprattutto confrontarci insieme a loro, qualora ci fosse la necessità, ecco, di raccontarci quella che è la loro storia, se ci sono stati questi riscontri di cui noi stiamo parlando e perché no. Trovare una soluzione non sarebbe neanche male. Infatti quello che mi è piaciuto di più quando mi ha invitato a questa trasmissione era il fatto di avere la possibilità di parlare e cercare di informare effettivamente quelli che sono gli strumenti digitali, perché il punto è, non è che sono nostri nemici, non è che l'economia o il commercio sta morendo per il digitale, ma ripeto, abbiamo la possibilità di utilizzare, quindi bisogna conoscerli per trasformare gli strumenti digitali in propri amici. Bene. E perché no, sfruttarli. Diamo un po' questa possibilità, visto che abbiamo la lavagna interattiva, sì, per dare delle risposte e soprattutto dare delle informazioni, come hai detto tu, a chi ci segue da casa. Okay. È chiaro che la persona, consentimi il termine anziano, che fa parte più della terza età, non è sicuramente l'imprenditore che oggi si affaccia facilmente alla tecnologia. Alla tecnologia, l'abbiamo già detto prima, ma anche perché ormai non ha forse più nemmeno il tempo di andare a studiare quelle che sono le grandi materie che poi sono complicatissime, dal social media marketing al social media marketer, diciamo al che social media editor, ce ne stanno di tutte e sono di più. Le materie che vanno a comporre, diciamo, questa materia, questa macro materia, sono tante. C'è il copywriting, per dirne una. Ecco, cominciamo a dare un po' di informazioni, però lasciamo stare la struttura. Più di parlare di questo vorrei dimostrare semplicemente con un'infografica quanto il digitale può essere utile. Bravissimo, vediamolo insieme.
Allora, noi qua suddividiamo un attimo la situazione. Abbiamo quella che è l'attività tradizionale, ok? Attività tradizionale, che cosa vuol dire? Io apro un negozio, ok, vendo un bene ad una persona che entra nel negozio e io incasso, ok? Questa è l'attività tradizionale. Queste sono tutte le persone che entrano in negozio per lo scambio di beni e servizi in cambio di soldi. Ok. Invece nel digitale, oggi noi abbiamo un'azienda, qua siamo nel digitale, ok? Un'azienda dove praticamente utilizzando quelli che sono dei portali come Facebook, per dirne una, come Google, per dirne un'altra, come YouTube, Instagram, come sito web, e-commerce, potenzialmente le persone non sono limitate solo al bacino di utenza di dove io sto aprendo il negozio, ma sono potenzialmente 2,5 miliardi di persone nel mondo che sono costantemente collegati online. Questo, solo da questa semplice infografica noi possiamo capire quanto potenziale c'è nell'acquisire nuovi clienti. Se un'attività offline, aggiungo, nella parte tradizionale può avere difficoltà nel vendere il proprio prodotto o servizio, è perché è dovuto dal bacino di utenza in cui si trova. Quindi un'attività che vende la stessa cosa qua in Calabria rispetto che un'attività che è a Milano, quella di Milano fattura più che qui in Calabria, ovviamente, perché ci sono semplicemente più persone. Invece dal web, che tu sia in Calabria, che tu sia a Milano, che tu sia a New York, potenzialmente hai 2,5 miliardi di utenti e quindi potenziale clienti. Teniamo anche l'infografica e fatemi sentire Aimo. Aimo, questo passaggio è... Mi senti? Giovanni Aimo? Sento. Eccolo. Questo passaggio che sta facendo vedere Maiolini tra il tradizionale e il digitale, vogliamo analizzarlo un attimo anche sotto il tuo aspetto da consulente aziendale? Sì, guarda, vi faccio un esempio molto pratico che è una conferma reale di quello che stava appunto dicendo Maiolini adesso. Prendiamo il settore abbigliamento. Io ho recentemente aiutato una mia cliente, anche una mia amica che ha un negozio di abbigliamento, ok, e che con il Covid dice mamma mia adesso come la metterò? E io gli ho detto ma tu delle dirette hai un database che è fatto da tutti i tuoi clienti, perché non cominci a fare delle dirette di mini sfilate dall'interno del tuo showroom, del tuo negozio e li inviti a una data fissa settimanale, un orario fisso settimanale a queste dirette tutte le tue clienti, punto di domanda, perché oltretutto lei ha anche a livello di comunicazione personale, quindi a suo livello più strutturale, ha una bella comunicazione commerciale, quindi anche simpatica in video, no? E io gli ho detto, ma perché non studi questo? Lei mi ha ascoltato, prova a pensare che a distanza di un anno fa 100 vendite al giorno e indovina proprio fuori dal suo bacino di utenza tradizionale, esattamente quello che stavo dicendo io ora. Tanto è vero che mi dice, pensa che la maggior parte delle mie clienti che sono arrivate attraverso i canali YouTube mi arrivano dal sud, questo è il negozio a Brescia, hai capito? Ma quando mai avrebbe venduto a clienti del sud i suoi vestiti dal negozio di Brescia? Perché poi che si crea chiaramente un collegamento con un personaggio, tanto è vero che poi queste dirette le hanno viste alcuni conduttori di televisioni private, praticamente coinvolgo anche te, alcuni tuoi colleghi, e gli hanno proposto di andare a fare queste dirette in televisione, hai capito? Pazzesco. Cioè, quindi è chiaro che il digitale basta volerlo affrontare, e consideriamo che l'età di questa mia cliente e anche mia amica non è più quello di una ragazzina, perché è una cinquantenne anche lei, quindi ecco, basta un buon impegno e non aver paura di affrontare la novità. Non è così difficile. Bene, Esatto. se non è difficile, però non è nemmeno tanto facile, perché ripeto, ci sono tante poi figure da andare a colmare. Sì. Colmare. Io appoggio tantissimo quello che hai appena detto, anche perché c'è da dire dall'altro lato, ok? Molto dipende dalla bravura della persona ad intrattenere. Perché intrattenere? Perché noi
dobbiamo vedere questi strumenti non come semplici applicazioni per passare il tempo, ma come veri e propri strumenti di intrattenimento. Basta pensare che tutti i giorni le persone in media in Italia spendono dalle 5 alle 6 ore al giorno sui propri smartphone. 5-6 ore al giorno. Quindi se una persona sta dalle 5 alle 6 ore al giorno in media su quelli che sono cosiddetti canali social, quindi Facebook, Instagram, YouTube, capite bene che dall'altro lato quello non è più un passatempo, ma è reale intrattenimento. Quindi chi dall'altro lato deve cercare di vendere o di informare o di comunicare, di base deve avere delle buone doti di intrattenere, per intrattenere quello che è il potenziale utente. Posso lanciare una provocazione, Aimo e Maiolini? Immaginiamo che durante il periodo del lockdown ci sono state delle difficoltà oggettive con i coltivatori, gli agricoltori delle clementine. Diversi agricoltori si sono ritrovati con i loro prodotti o rimasto qualcuno alla pianta o addirittura sono caduti a terra perché non c'era la manovalanza poi per coprire i costi, per andare a coprire quella che era la richiesta, perché visto il lockdown bisognava rispettare insomma determinate cose. Spesso e volentieri mancavano squadre di lavoro perché purtroppo qualcuno si è ammalato, insomma hanno creato un po' di disagi all'agricoltore. Quanto avrebbe potuto aiutare la vendita online di questo prodotto se l'agricoltore avesse utilizzato strumenti digitali? Sì. Tantissimo. Dall'altro lato dico, essendo, io prima ho detto, siamo solo al 6% di tutto questo, non è semplicemente andare a utilizzare quelli che sono i canali digitali, ma ci sono comunque le aziende del futuro, sono sempre più digitali. Utilizzando gli strumenti digitali ad oggi si vendono quelli che sono i prodotti agricoli, assolutamente sì, e ci sono anche dei casi qui in Calabria delle eccellenze. Io in questo caso mi permetto di citare una startup che sta andando benissimo, che si chiama, non posso dire il nome, comunque nasce qua in Calabria e sta andando benissimo e praticamente ti permette di avere un rapporto diretto con l'agricoltore e di affittare l'albero dell'agricoltore per poi ottenerne il frutto, ti manda direttamente il frutto a casa, quindi paga già prima l'agricoltore per curare quella che è la pianta per poi trarre il frutto. Quindi questo è fatto tutto completamente in digitale, quindi sì, se l'agricoltore o l'imprenditore agricolo di turno o chiunque esso sia avesse utilizzato strumenti digitali, diciamo che la crisi dovuta al Covid sarebbe stata minore. Anche perché prima hai citato delle grosse piattaforme, sono quelle che poi oltre ai supermercati si è sviluppato maggiormente il loro mercato durante il lockdown. Tanti che non si rivolgevano agli acquisti online durante il lockdown si sono riscoperti un po' tutti. Certo. Adesso, sempre collegandomi appunto al tema di cui stiamo parlando, bisognerebbe chiaramente approfondirlo un pochino, ampliando il tema all'aspetto logistico. Allora, stiamo parlando di produzioni di prossimità, che è un settore assolutamente, secondo me, compatibile anche come nel ragionamento, nell'esempio che abbiamo fatto prima sul negozio dell'abbigliamento. Se io ho dei campi, delle piantagioni e faccio una comunicazione online rispetto al territorio di prossimità, dove l'aspetto logistico, perché stiamo parlando di alimenti, in questo caso quindi la logistica con la catena del freddo, del mantenimento ha una sua importanza, non sono vestiti che non deperiscono, okay? Al limite passano di moda ma in un tempo più lungo, okay? Ecco, quindi bisognerebbe approfondire il tema anche considerando, come sto dicendo, gli aspetti logistici. Al netto di questo aspetto logistico legato alla tipologia del prodotto, ok, che sia deperibile o non deperibile, catena del freddo o meno, al netto di questo discorso sicuramente anche lì vale il discorso che abbiamo fatto prima. Se io vendo le mie clementine online in un mercato di prossimità trovo sicuramente
del fatturato che viceversa non avrei mai trovato. Quindi quello che diceva però prima Maiolini è altrettanto importante, ci vuole la formazione non solo rispetto allo strumento tecnologico, ma anche la capacità di intrattenere, di interessare il pubblico attraverso una comunicazione specifica che necessariamente deve essere creata attraverso un corso di formazione, attraverso delle competenze che posso acquisire attraverso corsi di formazione. Questo è fuori da ogni dubbio. Però ecco, il commercio anche di prossimità, anche delle clementine, sicuramente potrebbe essere sostenuto da una comunicazione commerciale online. Questo ne sono assolutamente convinto, perché ci sono già molte realtà anche qui al nord che funzionano in questo modo. Nelle prossime puntate andremo ad analizzare un po' tutti questi dati di cui stiamo parlando adesso, magari creeremo proprio delle slide apposite e pregherei Giovanni Aimo, se è possibile, anche supportarci con delle slide, con delle grafiche da mostrare al nostro pubblico da casa quanto questo fenomeno, questa attività, ecco, sta cambiando, questo modo di fare impresa, d'accordo? Intanto rinnovo l'invito a tutti gli imprenditori di telefonare alla nostra redazione per partecipare al nostro programma e dalla prossima settimana avervi ospiti qui in studio per raccontarci e raccontare soprattutto, ecco, quella che è stata la vostra storia di impresa, i vostri successi, ma soprattutto quello che avete fatto cosa avete fatto, ecco, per arrivare al successo, quanto sudore, quanto impegno, ma soprattutto quanta strategia, perché poi sono le chiavi. Io aggiungerei è anche quello che gli blocca nell'evolversi. Ecco, oppure se siete in una fase dove, ecco, bravissimo Maiolini, c'è una fase dove siete arrivati e vi sentite un po' schiacciare, no? Cioè, qua non riesco ad andare oltre, venite a raccontarci anche tutto questo e cercheremo insieme ai nostri consulenti d'azienda darvi delle risposte, esatto, naturalmente gratuite, dei consigli più che altro, ecco, quello che loro informazioni utili, tranquille per darvi, ecco, perché questa è una pecca del web, invece il fattore di avere a disposizione sempre la risposta non fa altro che generare confusione. Sì, perché poi uno cerca i famosi tuttologi, no? Vado sul web, mi informo, so tutto. Non è così, perché poi bisogna approfondire la materia con chi si occupa. Questo è un problema. Ad esempio, mi farebbe piacere con Giovanni Aimo affrontare il discorso dell'analisi biostrutturale e quanto è importante la comunicazione interna, la comunicazione esterna per un'azienda. Sei d'accordo, Giovanni? Se in ogni puntata tratteremo un tema diverso? Sì. Su quale argomento tu partiresti prima di tutto? Ma il macro argomento ha come titolo le competenze sociali, cosa sono e cosa servono in azienda. Quindi il tema sono le competenze sociali, cosa sono e a cosa servono in azienda. Bene, Maiolini, il invece tema per che me tu tratteresti per la prossima puntata? Per me più che altro è ancora prima, parte dalla consapevolezza. Perché consapevolezza? Perché le persone non sanno di non sapere, cioè proprio disconoscono del tutto determinate cose e questo è un male, prima per loro e poi per la loro azienda. Quindi partirei dalla consapevolezza. Aimo, fare un business plan di un'azienda prima ancora di partire, cioè capire costi, ricavi, soprattutto avere una strategia o avere un progetto chiaro, scritto prima di fare investimenti, come dire, è quello che fanno tutti, oppure spesso e volentieri dimenticano questa parte le persone, dove non mettono nemmeno il budget per la pubblicità e poi quando bisogna andare a fare pubblicità dicono ma di che cosa stiamo parlando? Guarda, è un tema questo che coniuga un po' anche il discorso delle competenze sociali, anche il tema delle competenze sociali, ok? Perché facciamo un esempio pratico, partiamo dalla testa, ma non voglio che sia un discorso politico, voglio solo che sia un discorso che fa comprendere le caratteristiche culturali e quindi ambientali che condizionano e influenzano i comportamenti umani, come per esempio quello di cui
settore per fare un business plan, prima di partire con la propria iniziativa imprenditoriale. I tedeschi hanno un sistema istituzionale che necessariamente porta per avere una maggioranza politica a fare delle coalizioni. Vediamo per esempio la grossa coalizione dove la Merkel è stata protagonista per 4 mandati, se non sbaglio è il quinto adesso, ok? E la grossa coalizione i tedeschi come la fanno? Si mettono per mesi i partiti che decidono di sostenere, di far parte della maggioranza, sostenere il governo, si mettono e per 3, 4, 5 mesi, come è avvenuto alle ultime elezioni in Germania, 3, 4, 5 mesi a scrivere un programma di governo dove vanno a stabilire tutto il famoso business plan di cui stavi parlando tu. È un po' come il nostro governo italiano, che sono preparatissimi, come il nostro governo italiano dove... Attenzione, c'è Draghi, Ora c'è Draghi. Adesso però questa è novità, ragazzi, di quest'ultimo e vedremo come va a finire, non lo sappiamo. Però nelle esperienze che possiamo osservare prima, noi invece, quando i partiti si mettono insieme per sostenere una maggioranza di governo, che cosa fanno? In 15 giorni hanno già scritto il programma e dopodiché, non avendo avuto la possibilità di andare a definire come in un business plan aziendale tutti i dettagli, pro e contro, sui quali bisogna già prima mettersi d'accordo, è chiaro che poi quando affronti i temi in modo superficiale, poi dopo quando arrivi alla pratica del tema in oggetto escono i conflitti di opinione e cadono i governi. Ecco, questo è un po' il Posso fare una domanda al dottor Aimo? Sì. Dottor Aimo, ti chiedo una cosa, visto che comunque lei ha molta ma molto più esperienza di me, ha avuto modo di vedere, osservare. Diciamo... Perdonami, se sei d'accordo ci diamo tutti del tutto. Sì. Quindi credo che Giovanni, sei d'accordo? D'accordissimo. Giovanni, allora... Sì, anche perché sarete i miei ospiti fissi in Va ogni bene. puntata, quindi dovevamo... anche questo è servita la rete, i social, Va conoscerci benissimo. in maniera... No? Giovanni, visto che tu hai molta più esperienza di me, hai risanato moltissime aziende, hai fatto consulenza a tantissime aziende, hai visto tantissime realtà, ti chiedo quante volte ti è capitato nell'andare ad analizzare un'azienda di aver osservato effettivamente che quelle aziende non consideravano, secondo me, l'aspetto più importante, i flussi di cassa. Ma allora diciamo che un buon numero di volte, adesso la percentuale non l'ho mai misurata, ma sicuramente è un caso piuttosto frequente, okay? È un caso piuttosto frequente, soprattutto nelle aziende gestite. Sì. Però in un paese dove più del 90% del PIL, perché i numeri sono questi, è fatto da piccole e medie imprese e dove diciamo la strutturazione a livello anche di competenze, perché qui entriamo nelle competenze del controllo di gestione, ok? Chiaramente essendo l'azienda destrutturata, nell'organigramma che nella maggior parte delle aziende non esiste, quindi non viene visualizzata la funzione del controllo di gestione, figuriamoci se quella cosa che lui ha appena detto viene fatta o meno, viene controllato il flusso di cassa, che è all'interno di che è il cuore. un concetto minimo. È il cuore. Dei parametri economici e quindi in questo caso finanziari. Che è il cuore. Perché io spesso mi sono affacciato con imprenditori dove prendevano finanziamenti, facevano cose, poi avevano problemi, non avevano una strategia di acquisizione clienti, non avevano una strutturazione per assorbire quella che era la domanda e soprattutto non tenevano conto delle varie fasi dei flussi di cassa, non avevano previsioni nel breve, nel medio, figuriamoci nel lungo, andavano così. Quindi era questa la mia domanda. Bene. Assolutamente. Giovanni, allora, se sei d'accordo, perché io poi devo chiudere questa nostra puntata, diamoci appuntamento alla settimana prossima con uno dei primi imprenditori che ci scriveranno in redazione per partecipare o in via Skype o qui in presenza in studio per parlare di impresa, ma soprattutto imprese in rete, che è il nostro motto. Quindi grazie ad Angelo Maiolini per essere stato con noi. Di quale argomento parleremo con te la prossima volta? Della consapevolezza. Della consapevolezza. Quindi martedì prossimo, sempre alle 21, saremo qui a parlarvi con Angelo Maiolini della consapevolezza della e con rete, Giovanni Pietro Aimo. Quale sarà il prossimo argomento?
competenze sociali per l'organizzazione aziendale. Questo è il macro tema e dopo avremo tanti micro temi collegati. Quello che dice lui è enorme, non bastano anni, Non basteranno i anni. 50 Tutta la vita. È enorme. Bene, allora sarà tantissimo la voglia, l'attesa per rivederci prossimamente e approfondire insieme a voi da casa e in studio con i nostri ospiti questi argomenti. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi con Imprese in Rete. Alla prossima!